Ciao ragazzi, come tutti sapete, poche ore fa hanno deciso di rimandare nuovamente l'apertura degli impianti con un preavviso di 10-12 ore. La mia vicinanza va a tutti i proprietari degli impianti e a tutti gli operatori che nelle ultime settimane hanno lavorato giorno e notte per preparare le piste e per fare in modo di farle trovare pronte all'imminente riapertura. Un abbraccio va ai gestori dei rifugi e a tutti coloro che si occupano di ristorazione in montagna, che avevano fatto scorte di cibo e bevande pronte per essere vendute da asporto e che con un preavviso ridicolo si trovano a dover risolvere il problema. A tutte le persone che come me lavorano, vivono e hanno a che fare con la montagna e che da marzo si ritrovano con l'acqua alla gola senza un minimo di aiuto vero, va il massimo supporto e sono convinto che, essendo gente forte, non molleremo mai e torneremo più forti di prima. I video continueranno, spero comunque di riuscire a strapparvi un sorriso e che possiate trovare il bello di quello che sarebbe stato. Non mi resta che ringraziarvi a tutti per il supporto e, sperando che le cose cambino presto e cambino in fretta, anche se ormai ho perso le speranze, vi auguro buona visione e che possiate farvi due risate. Ciao a tutti. Che cosa dice una pecora ubriaca? Sì. What's up, Dolometers? Vabbè. Mi fa ridere ogni volta. Non riesco a non farla. Visto che nella vita non c'è di sicuro mai nulla, tranne che le tasse e la morte, e che la birra analcolica è meglio non berla, non era così il detto. Oggi volevo fare assieme a voi il punto della situazione sull'intrigata questione della possibile apertura degli impianti. Come ben sapete dai numerosissimi TG, dovrebbero aprire, chi lo sa. E con la scusa di buttare giù un po' di pansetta e là! Tanto per cambiare ho deciso di prendere la split e farmi una passeggiatina. Ma se poi aveste idea ogni volta. Dopo essermi sognato la riapertura dei bar. 10 birre, grazie. Ma quanti siete? Da solo? Sì. Non so se era un sogno. E una notte di fuoco con Miriam Leone che mi sussurrava qualcosa riguardo la luce. E se vuoi la spegni. Va a capirle e tose. Io capisco tutto, Fioi. Fadiga, la bellezza dello stare in montagna, il camminare, l'aria aperta. Ciao! Però sarebbe anche giunta l'ora Di prendere un impianto! Non è esattamente come sembra, magari ora vi spiego. Però non sembra vero. Ormai anche solo salire in un impianto è una cosa pazzesca. Anche se è durato poco, è stato bello. Vabbè, prima di spiegarvi magari mi prendo la ricompensa della giornata. Subito. Oh! E voilà! Purtroppo il vento ha fatto il suo dovere, ovvero quello che non doveva fare. Però sempre meglio di una birra calda. Dropping! Sulla crosta! Breve ma intensa ricompensa. Potevo lasciarmela sfuggire, sono mia Semo. Ma prima di tutto, perché sono aperti gli impianti qui a San Martino di Castrozza? Non ci crederete mai, Fioi. Scaricare più di 120 barili di birra perché sono in scadenza. Guardate, è il mio paradiso. E questo signore qui, Il signore della birra. lo sta gettando al vento. Ci sono anche delle bibite varie, ma quelle contano poco. Ma posso portarmene a casa due? Giuro che li finisco prima della scadenza. Da 120 a 118, chi se ne accorge qua? Pensa a assaggiarne uno con la mano destra. Cosa fai? Te lo bevi o paghi da bere? Bevo. In pratica erano stati acquistati a ottobre per la stagione e sì, stanno per scadere. Pazzesco. Qualcosa come 6 cabinovie piene di fusti di birra e bibite. Fai voce. Non dico niente. Ecco, prendete una situazione come questa e moltiplicatela per tutti gli impianti presenti nelle Dolomiti. E immagino sia lo stesso anche a Ovest. Incredibile, no? Non oso immaginare birra che potevo bere e che rimane così, invenduta. Non se può! Ma visto che la mia parola conta fin là, vi faccio spiegare il punto della situazione da chi veramente ne sa più di tutti. Occhio lì. Sono Valeria Ghezzi, gestisco gli impianti della Tognola a San Martino di Castrozza
Stroz da più di 30 anni ed è il primo inverno che facciamo in questo modo. Sono anche la presidente di tutti gli impiantisti italiani in un momento mai così difficile. Valeria, cosa avete fatto da novembre fino ad ora per gestire questa situazione? Prima di tutto noi abbiamo fatto i salti mortali per cercare di aprire. Ci siamo preparati in estate, ci siamo preparati in autunno, abbiamo fatto anche neve prima che nevicasse, abbiamo fatto di tutto per spiegare al governo che lo sci è sicuro. Dopo abbiamo dovuto anche arrenderci, quindi a inizio dicembre abbiamo dovuto mettere il personale in cassa integrazione e il governo ha continuato a darci date per le quali noi ci siamo preparati ogni volta a ogni nevicata, perché mai come quest'anno è nevicato. Purtroppo ogni data si è poi rivelata un falso allarme e ancora oggi la maggior parte delle schiere italiane nel giro di pochi giorni potrebbero essere aperte se ci permettessero di andare a sciare. E come vedi il futuro da adesso, se davvero vi permetteranno di aprire gli impianti fino a fine stagione? Guarda Roby, se ci permetteranno di aprire gli impianti io credo che molti apriranno, ma forse qualcuno no, perché qualcuno non avrà più la convenienza economica per aprire. Molti cercheranno di aprire perché tutti vogliamo dare un servizio, perché tutti vogliamo riuscire a salvare briciola di questa stagione e soprattutto vogliamo anche dare un pochino di occupazione a tutti quegli stagionali che sono rimasti a casa senza nessun sostegno al reddito. Noi cercheremo in tutti i modi di aprire. Non è facile, di date non corrette ce ne sono già state date tante e purtroppo la situazione dei contagi, degli ospedali non ci fa sperare troppo bene. Non lo so, sicuramente noi siamo pronti, ci piacerebbe riuscire a fare anche solo un fine stagione, ma farlo riportando la montagna a tutti i nostri appassionati. Ti manca la normalità? Mamma mia, tantissimo, anche i casini, le rogne, le difficoltà, tutto mi manca, tutto, anche i clienti hanno sempre da protestare, pensa, mi mancano persino quelli. In bocca al lupo Valeria, grazie mille. Grazie. Capito come? Si vive nell'incertezza più totale. Anche i proprietari degli impianti non sanno praticamente nulla che non sappiamo anche noi. Vivono giorno per giorno aspettando le notizie che arrivano dal TG. Pazzesco, no? E mo, visto che mi trovavo in tutto questo ben di Dio, e sì, i fusti di birra sono stati scaricati e io non ne ho preso neanche uno, mannaggia a me, non è giusto. Ho pensato bene de buttar giù un po' di pansetta. Amici skier, voi e le vostre bacchette. E mo va. Si farà anche fatica con la split, ma guardate che panorami che si ammirano alla velocità di un bradipo. È o non è uno dei posti più belli delle Dolomiti? Che bellezza. Peccato che devo andare su di là. Lo voglio. Regalatemi un elicottero per favore. Grazie. Benfioi. Sono quasi arrivato. Cioè sono arrivato. Come vedete da queste linee ha fatto un sacco di vento. E sapete a chi è caro il vento? A nessuno, tranne che a quelli a cui piace stare appesi come un salame. Comunque, visto che ci sono meno 10 ma la temperatura percepita è meno 62, monto la split al volo e voilà! Quanto sono veloce! Vi ricordo questo video sulla i qui in alto se volete vedere come montare e smontare una split in velocità. Ora faccio una cosa che voglio fare da inizio pandemia: bere un Jägertè in seggiovia. No, in realtà non è vero, ma per la rima ci stava. Settiamoci da battaglia. Scendiamo di quota il più possibile fino a dove il vento ha smesso di lavorare e di distruggere tutto ed è far casino. Non poteva star fermo. Vediamo se riesco ancora a trovare qualcosa di decente. E voilà! Certo che vi fate veramente una vita strana voi splittari. Andate su fino in cima, poi se fa vento dovete tornare giù un botto e trovare qualcosa di buono. Sarebbe così comodo con gli impianti. Scherzo, però bella vita lo stesso. E non ci resta che fare troppi, sperando che non venga giù tutto. Il bragotto trova sempre, la mona mai, ma la pau pau sempre. E poi soprattutto vogliamo parlare del panorama? Sì. La meraviglia. Ogni volta che passo di qua non riesco a non rimanere a bocca aperta. E ciappo un freddo.
Anche nel finale. E che è? La Finlandia? Qua è pieno di cerbiatti e anche di cervi, tipo Simon Gruber. Ciao Simon, scherzo. Silvia, non ci stai con me? Ed ora, prima di farvi vedere una piccola sorpresa che a molti di voi farà sorridere, anche a me, posso fare soltanto una cosa. Ale, bermi una birretta davanti a Sua Maestà. Guardate che meraviglia. Non io, Salute Tosi. E visto che sei qua, vuoi non fare 2 foto? Tipo queste? Ed ora una piccolissima sorpresa. C'è ancora un bel po' di casino, ma Se volete vedere un home tour velocissimo a modo mio, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e io vedrò cosa fare. Per quanto riguarda invece la possibile riapertura degli impianti, da una parte alcune regioni dichiarano di aprire, dall'altra parte non si hanno conferme sugli spostamenti tra regione e regione gialla. Quindi è un casino. E ad oggi vi lascio qua la data perché poi mi dite Roby, le cose sono cambiate. Lo so, non è che registro i video live, ragazzi. Non si sa ancora cosa succederà. Come al solito, insomma. Apriranno sti benedetti impianti? Non apriranno? Ci si potrà muovere tra regione? Andrà a sciare solo chi avrà degli impianti all'interno della propria regione o chi lo farà per lavoro? Cosa succederà? Avete presente i bambini quando fanno così con le braccia per indicare tanto, ma tanto? Ecco, io mi sono rotto le palle tanto così, sperando che la stagione possa iniziare per tutti, perché tanta neve così non l'ho mai vista da almeno 10 anni. Sembra una presa in giro mostruosa. Direi che non vi resta che una cosa da fare. Dropping! No, questo ve lo faccio vedere la prossima volta. Ciao! Le porte le lascio aperte. Per arieggiare il locale, visto che non hai fatto la cacca neanche questa volta. Pensi di chiuderle? Si chiudono da sole, siamo nel 2028. Il suo piacere è la nostra miglior soddisfazione. Arrivedervi. Natura Morta 2021. Opera di... Scegliete voi.